Lasciano su una panchina, in una zona ben delimitata, i soldi e dopodiché mettono da un'altra parte la bustina. Spaccio di droga e degrado hanno portato il parco Emmer di Marghera, un'area di quasi 24.000 metri quadrati inaugurato nel 2003, in una condizione non più tollerabile. A denunciare questa situazione è la Lega di Marghera con il commissario Leonardo Righetto, che assieme al consigliere della municipalità di Marghera Andrea Pegoraro ed alcuni cittadini residenti nella zona si sono ritrovati all'interno di questo trascurato polmone verde divenuto il bersaglio anche di atti vandalici. Sono i cittadini che si stanno lamentando perché i bambini vengono a giocare ma non trovano le giostre. Perché nonostante le numerose lamentele telefonate anche alla pubblica sicurezza, ai carabinieri, ai vigili, continua lo spaccio, vengono qua, si fanno da mangiare, sporcano. L'angolo lì in fondo è diventato una latrina, abito qui vicino, vivo il parco saltuariamente ormai perché io non mi fido più di passare qui da sola. Per combattere il degrado, ci dicono, chiediamo l'installazione di un sistema di videosorveglianza e una presenza frequente delle forze dell'ordine. Solo così l'area potrà tornare vivibile per famiglie e giovani. Vorrei che diventasse un parco vivibile dalle famiglie, dai bambini e dagli anziani.